Mister Mauro Zironelli, primo tempo in svantaggio, poi la rimonta, è una vittoria meritata. Sì, beh, per quello che abbiamo prodotto oggi sono veramente contento, soprattutto per i ragazzi perché se lo meritano. Venivamo da un paio di partite un po' non brillantissime, però si sono ripresi alla grande, stanno lavorando alla grande durante la settimana, quindi se la meritavano questa vittoria che ci voleva, ci mancava e sono contento perché abbiamo avuto quattro grosse occasioni con la traversa anche di Bonetto, con l'incursione di Maniero e poi c'è stata l'occasione di Benomio a porta vuota. Hanno fatto bene anche nel primo tempo nonostante lo svantaggio, loro hanno fatto una bella azione, siamo andati sotto, però poi siamo stati bravi a non perdere la testa, nel secondo tempo siamo entrati con un grande spirito come del resto nel primo tempo e poi eravamo sempre in area e ci sono stati due interventi giusti secondo me, e quindi bravo Silenzi comunque a realizzarli perché presentarsi a dischetto non è mai semplice, anche lui viene da un periodo dove si vedeva lontano un chilometro che gli mancava il gol, però è un giocatore importante per noi, quando gioca semplice diventa devastante, quando si vuole intestardire su delle cose fa fatica, questo qua finalmente l'ha capito e sta dando i suoi frutti, i ragazzi sono tutti vicini, e, è importante avere dei giocatori così in categoria, però devo sottolineare anche che chi è entrato ha fatto molto bene, tipo Glamocani, Simeoni, Fusco, eccetera, hanno dato il loro contributo, ma è un po' una costante questa squadra. Quando ho bisogno di una mano, chi entra è sempre pronto e questa è una roba importante per me che alleno, ma soprattutto per loro che sanno che hanno bisogno di una mano ogni tanto e gli viene sempre data e non è un caso se siamo lì e adesso ci prepariamo bene, abbiamo una partita importante, però non sarà determinante, quindi il campionato è ancora lungo, ci prepariamo bene come tutte le altre partite. Mister neoentrati, Glamocanin oggi ha fatto l'attaccante vero, il centravanti vero e soprattutto forse ha dimostrato che quando sei passato a tre là davanti anche Silenzi è cresciuto. Sì, ha avuto un'altra occasione anche oggi importante, ma ne ha avute 7 dall'inizio della prima giornata, quindi si merita anche lui di sbloccarsi come Benomio, come Camarà, ma non abbiamo fretta. Però sarebbe anche ora che cominciassimo a rimpinguare perché ci meritiamo anche qualche goleada importante perché con tutte le occasioni che creiamo, anche oggi l'ha presa con la testa il portiere, si era girato benissimo, poi ha messo la palla dentro per Maniero, per Benomio sul rigore, quindi giocatore che col tempo ha avuto anche lui tanti anni di inattività e comunque li sta pagando, però si applica e certe volte è più cattivo con i compagni che con gli avversari e lui deve cercare un attimino di essere efficace come ha fatto oggi.